Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Un'invocazione a sostegno di chi è chiamato a fare delle scelte importanti per tutte le comunità, nella celebrazione del Venerdì Santo in Duomo presieduta dal Vescovo di Treviso Michele Tomasi. Perché abbiano la forza, perché siano sostenuti, perché possano prendere le decisioni migliori anche nella difficoltà e nel dubbio alle volte, e che possano avere anche la consolazione, possano sapere che c'è una comunità che li sostiene, che prega per loro, che sentano davvero che c'è anche una riconoscenza per chi si è trovato ad avere un compito grande e lo sta facendo veramente con grandissimo impegno, con grande generosità. Una celebrazione senza la processione che partendo dal Duomo si snodava per alcune vie della città. Quest'anno il crocefisso invece è giunto sull'altare dove si sono svolti i riti che ricordano l'arresto e la morte di Cristo. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente, allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l'odio e la violenza, conceda salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti. Un'invocazione per liberarci dal contagio nel giorno più buio per i cristiani. Un silenzio che, come in queste settimane, all'inizio, ma credo ancora adesso, ci ha assordato anche questo, un silenzio troppo rumoroso, quasi violento. Ed è proprio nel momento più buio, di silenzio e di sofferenza, ha indicato il Vescovo Tomasi, che dalla fede nasce la speranza. Dove c'è la sofferenza, dove c'è il dolore, dove c'è l'apparente mancanza di senso. Lui è lì e da lì ci riporta fuori, ci prende per mano, ci strappa su e vedremo la risurrezione.